Annuncio della resurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro e lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Parola del Signore. Cristo. Prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ti scrivo tutto questo nella speranza di venire presto da te, ma se dovessi tardare, voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la Chiesa di Clemente, colonna e sostegno della verità. Non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Egli fu manifestato in carne umana e riconosciuto giusto nei misteri. Fu visto dagli angeli e annunciato tra le genti. Fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse: Padre, io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome quello che mi hai dato, perché sia una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego perché tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Giovedì la liturgia ci ha invitato a vivere l'ascensione al cielo di nostro Signore. Giovedì abbiamo celebrato la solennità appunto di questo evento, Gesù che sale alla casa del Padre, che ascende. E oggi il Vangelo ci riconsegna delle parole di Gesù, parole che Gesù ha pronunciato nell'ultima cena, secondo il Vangelo di Giovanni. Parole che non sono rivolte a noi, sono parole tra il Figlio e il Padre. Se rileggiamo attentamente questo Vangelo, potremmo dire che non è prettamente o direttamente rivolto a noi. Perché se andiamo a rileggere tutto il capitolo, i discorsi di addio di Giovanni, appunto vediamo Gesù che lava in piedi. Leggiamo appunto Gesù lava in piedi e dice: anche voi fate lo stesso come io ho fatto, vi do un comandamento nuovo. Ci sono tanti inviti. Qui, in queste parole, noi non ascoltiamo nessun invito. In questo Vangelo noi scopriamo e ci viene rivelata tutta l'intimità che c'è tra il Figlio Gesù e il Dio Padre. Leggendolo appunto scopriamo che Gesù parla con il Padre, chiede al Padre qualcosa. Noi siamo semplicemente in questo grande Vangelo l'oggetto della preghiera. E credo che se ci mettiamo per tutto dentro questo orizzonte a leggere queste parole, ne scopriamo tutta la bellezza, tutta la profondità, ma soprattutto credo che anche senza analizzare le parole o le espressioni, una cosa certo la cogliamo. Siamo la preoccupazione di Gesù, non la preoccupazione nel senso della che è successo, chi ho tra le mani, ma la preoccupazione del prendersi cura e del custodire. Tanto che una delle parole chiavi del Vangelo di oggi è proprio questo: l'invito e la richiesta di custodirci. Allora credo che siamo di fronte a un Vangelo oggi che è più per la contemplazione, per la preghiera, perché è proprio questo che il Vangelo
invita a pregare, ci invita a rimetterci di fronte alla croce e riascoltare queste parole. Queste parole di un Gesù che prima di tutto chiede al Padre di custodire. Custodire vuol dire non perdere, non smarrire. Tienili appunto nelle tue mani. E queste parole le sta dicendo Gesù prima di andare sulla croce. Non dimentichiamo. Gesù appunto che dice queste parole dove dice custodiscili come hai custodito me e come custodirai me. E comprendete allora che il custodire vuol dire proprio restare a fianco, fare in modo che il maligno non venga a portare lontano e a portarci lontano dall'amore di Dio. L'invito allora di queste parole deve trasformarsi in una preghiera di contemplazione, di affidamento. Oggi non ci è chiesto di agire, di andare, di fare appunto testimoniare, comunque fare dei gesti ben precisi. Oggi il Vangelo ci chiede fermati e contempla e prega di fronte a queste parole, con queste parole. L'invito appunto è quello di non andare perduti e il desiderio più grande di Gesù, della sua preghiera, è proprio che noi godiamo, partecipiamo della pienezza della sua gioia. E ribadisco, queste parole le sta dicendo prima di salire sulla croce. E come dice il Vangelo di Giovanni, inizia così il capitolo 13, sapendo queste cose, cioè sapendo che l'avrebbero tradito, prese il pane. Giovanni prese, si mise a fare appunto a lavare i piedi ai suoi discepoli, si mise al servizio, spezza e dona la vita. Belle queste parole. L'invito a ricercare una gioia piena che non è la gioia effimera dell'entusiasmo passeggero, che non è quella gioia superficiale della spensieratezza, della superficialità, di chi appunto non cerca e non vuole responsabilità, o non cerca e non vuole vivere con pienezza e seriamente la propria vita. La gioia piena è la gioia prima di tutto di sapere che Dio mi custodisce, che sono nelle mani del Padre, che non andrò perduto. E anche di fronte alla consapevolezza di un mondo che odierà chiunque crede nel nome del Vangelo, chiunque crede in Gesù Cristo, chiunque crede in Dio Padre, anche se il mondo odia questa verità, Gesù continua a parlare di una pienezza della sua gioia, la gioia appunto della verità e della sincerità. Per questo vi invito a consacrarmi nella verità. La tua parola è verità. Vi invito appunto a rimanere nella verità di Dio. Una verità che si è resa presente e manifesta per noi sulla croce. Questo custodire ognuno di noi, questo di custodire l'umanità, questo custodire della Chiesa di cui Gesù oggi prega e si rivolge al Padre, è quel sentirsi custodito sulla croce di fronte al male e al dolore, nella consapevolezza che vivere secondo la verità del Padre l'avrebbe portato a vincere la morte. Così è stato.
Così appunto Gesù, affidandosi e lasciandosi appunto consacrare alla verità, ci ha mostrato e ci ha fatto vedere in maniera visibile che Dio è dalla nostra parte, che Dio non lascia soli, che Dio non abbandona, ma che Dio appunto fa risorgere alla vita eterna. E allora comprendiamo che la solennità dell'ascensione che abbiamo celebrato giovedì non diventa altro che un'anticipazione dell'essere custoditi, della realizzazione di queste parole, dell'essere custoditi e ritornare alla casa del Padre. Ecco perché dicevo che oggi il Vangelo non ci chiede tanto di agire, ma quanto di contemplare e pregare, di metterci davanti alla croce e riscoprire la bellezza e la verità di un Dio che è Padre, che prega, che ci custodisce e non lascia appunto che il maligno abbia la sopraffazione su di noi. Nulla andrà perduto, nulla della nostra vita, nulla dei tanti gesti di amore, di bontà che compiamo, anche quello più piccolo, anche quello che ci sembra insignificante, nulla andrà perduto. E allora la nostra preghiera deve trasformarsi in grazia, in un segno di gratitudine per questo Dio che continua a custodirci, questo Dio che continua a ritornare e rendersi presente ogni giorno affinché noi possiamo avere la vita eterna. Un Dio che è capace di entrare nella storia degli uomini, di consacrare la vita di ognuno di noi, facendo rifiorire ogni nostra croce e ogni nostra prova, perché Egli non lascia che il dolore, che la malattia, che la cattiveria prendano il sopravvento su di noi. Così anche oggi, nel giorno in cui abbiamo voluto iniziare, e sarà così anche la settimana prossima, abbiamo vissuto con i bambini di terza elementare la prima confessione. Ogni ragazzo ha voluto portare un fiore per dire che il Signore lo sta custodendo dentro anche le loro, in questo caso i ragazzi, le loro incapacità di vivere il Vangelo, di essere generatori di gioia, di verità. Il Signore comunque non lascia che il nostro peccato prenda il sopravvento, ma dal nostro peccato e custodendoci, liberandoci, riconducendoci alla verità, il nostro peccato diventa segno di risurrezione, diventa un segno visibile che il male, quel male che spesso anche noi siamo capaci di compiere, non sarà una parola definitiva e non sarà qualcosa che ci allontana in maniera definitiva da Dio Padre. Anche in quel caso Dio continua a custodirci in forza della preghiera e del gesto che Gesù ha compiuto tanti anni fa, quella sera, quella preghiera che abbiamo appena ascoltato. E allora ringraziamo Gesù di questa preghiera. Questa sera non preoccupiamoci di dover prendere questo Vangelo e chiederci che cosa devo fare, nel senso dell'andare, testimoniare, essere coerenti. Semplicemente questa sera il Vangelo ci chiede: fermati, stai tranquillo, seduto e contempla l'amore di Dio Padre. Attraverso questa preghiera riscopri la bellezza di essere custodito da Dio.
Chiesa chiediamo la grazia di conoscere sempre più il vero Dio con il cuore pieno di speranza, innalziamo la nostra preghiera. Aumenta, o Dio, la nostra fede. Per l'umanità intera, perché volgendo lo sguardo a Cristo Signore possa superare ogni divisione e riscoprire la pace vera, frutto della giustizia e del perdono, preghiamo. Per tutta la Chiesa, in particolare per i Vescovi, perché con gioia guidino il popolo di Dio, predicando la parola e amministrando i sacramenti della nostra salvezza, preghiamo. Per tutti i ministri dell'Eucaristia, perché guidati dallo Spirito Santo possano svolgere con perseveranza il ministero loro affidato, servendo i fratelli nella carità, preghiamo. Per tutti gli operatori delle comunicazioni sociali, perché esercitano la loro professione con spirito di servizio e rispetto della verità dei fatti, preghiamo. Per i nostri sposi, Renato ed Elisa, perché le loro famiglie crescano ogni giorno nell'amore, nell'unità, nella fedeltà e nella pace, preghiamo. Per il nostro co-parrocchiano, Luciano Savede, che ci ha lasciati in questa settimana, e in particolare per Pietro Moretti, Carlo Minora, Serafina, Dante e Mario Cattani, che oggi ricordiamo, perché il Signore li accolga nel suo regno di pace, preghiamo. Preghiamo anche per le ragazze intersementari che oggi hanno ricevuto per la prima volta il sacramento della riconciliazione, perché possano sempre sperimentare nella loro vita la dolcezza di un amore misericordioso come quello di Dio Padre. Per loro ti preghiamo. Volgi a Dio il tuo sguardo di bontà al popolo dei credenti, che implora misericordia e possano sempre gloriarsi dei tuoi benefici, poiché te solo riconoscono come Salvatore e come Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Scambiamoci un segno di pace.
degno della nostra dignità di figli di Dio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Alto i nostri cuori. Grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per riscattare la famiglia umana, il Signore Gesù si degnò di nascere in mezzo a noi e vinse il mondo con il suo dolore e la sua morte. Risorgendo dalla gloria ci riaprì il cammino della vita eterna e nel mistero della sua ascensione ci ridonò la speranza di entrare nel regno dei cieli. Riconoscenti e ammirati per questo disegno d'amore, uniti agli angeli e ai santi, leviamo a te, Padre, l'inno di lode. Consegnò volontariamente la morte, risorgendo distrusse la morte, rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui, che è morto e risorto per noi, ha mandato il Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato il segno di eterna alleanza. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra,
in attesa della sua venuta dalla gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dello Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Angelo Scola, del Collegio Episcopale, di tutto il clero e di coloro che si uniscono alla nostra offerta, dei presenti, del tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Martino e tutti i santi, l'eredità e il regno eterno del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Un avviso. In fondo alla chiesa sono predisposti i sacchi per chi vuole collaborare alla tradizionale raccolta diocesana di Caritas degli indumenti usati. I sacchi potranno essere depositati sabato 23 maggio dalle ore 10 alle ore 17 nei punti di raccolta. Piazza della chiesa San Martino, piazza della chiesa di San Giuseppe, piazza della chiesa di Madonna in Campagna, a Ospiate presso le chiese di Santa Monica e Santa Maria Assunta. sempre, carissimi, prima di concludere l'invito a prendere il foglio settimanale insieme, trovate tutte le indicazioni e le informazioni per la vita della nostra comunità cristiana, e anche questa settimana ci sono alcuni appuntamenti importanti. L'invito in particolare è quello di leggere, come del resto tutte le altre domeniche, l'editoriale di questa domenica, perché ormai siamo in vista di un appuntamento per la vita civile della nostra comunità che non può non vedere coinvolti responsabilmente e consapevolmente anche i cristiani e la comunità cristiana. Mi riferisco alle prossime elezioni amministrative. L'invito a leggere questo editoriale perché è una riflessione su questo compito e su questa responsabilità, una riflessione, se vogliamo, tra virgolette, cristiana, perché è bene che appunto
la comunità cristiana e i cristiani abbiano una coscienza e una consapevolezza anche davanti a questa responsabilità civile. E vengono anche indicati, così in carattere molto generale, dei criteri sia per la valutazione da un punto di vista cristiano dei candidati e soprattutto delle loro proposte, dei loro programmi. È un invito per compiere bene anche la responsabilità cristiana e civile di votare anche in queste prossime elezioni amministrative. Leggete con attenzione, con coscienza, con riflessione, e se volete anche tra di noi, tra di voi, se volete anche discutere. Vi ringrazio di questa attenzione e credo che sia davvero un'attenzione doverosa come comunità cristiana per il contributo al bene comune, al bene di tutta la nostra città di Bollate. Grazie, buona serata e buona domenica a tutti. Il Signore sia con voi.